Io sto vivendo anche in quest'ultimo periodo una bella esperienza che è un po' mistica, devo dire, perché si tratta di canzoni di fede, fatte nell'ambito di una novena cantata in lingua sarda, che stiamo cominciando così in quel di Cagliari, perché vorremmo anche riuscire ad esportare in tutta l'isola con le diverse varianti, quindi una novena cantata con le lingue locali, con le lingue locali, quindi con le varianti locali. Ed è molto bello, perché io non mi aspettavo questa partecipazione della gente e questa eliminazione di un diaframma che c'è con la lingua latina, anche spesso con quella italiana, questa distanza. Con Sardo sembra che si possa dare del tu a Gesù. Tutto questo è bello, ma se non si vive, ecco, io devo dire che anche scrivendo le canzoni che mi hanno chiesto di scrivere, con dei testi che erano difficili, perché quando uno scrive di fede è difficile poi riuscire a rendergli giustizia e quindi a fare un testo che sia con la stessa intensità. Beh, mi è piaciuto farlo e magari ci sarà il momento di farvelo sentire. Va in onda questa cosa, va in 3 il giorno della vigilia. Mi pare che vada in onda anche questa cosa il giorno della vigilia, perché avremo il dono dell'ubiquità, cioè siamo da una parte o dall'altra come me. Questo nell'ambito del Natale, i miracoli, tutto questo può essere anche concepito. No, il 23 su Rai 3 no, il 24 su Rai 3 alle ore 20, c'è questa la prima volta che una novena in lingua sarda, e quindi magari se avete un po' di tempo guardatela, perché c'è una bella emozione con tutti i fedeli, è stata una cosa che mi ha entusiasmato. Adesso cambiamo e andiamo sul blasfemo, anzi andiamo sul profano di Sanzonetto, che è sempre un brano che vorrei fare insieme ai Doc, un brano che racconta la rivolta dell'oggetto, come diceva Michelangelo Pira, che poi qui in questo caso è la rivolta dell'agnello, che alla fine dice no, questa volta sono io a sgozzare una persona e lui a non sgozzare me, pur non essendo Pasqua, prego. Generoso, suo destino raio come si sposo, un gorfo e balla in mezzo alle bronde, e risi assasta adesso monte, un gorfo e balla in mezzo alle fronde, e risi assasta adesso monte. Che già presenta sa vendita, forse su chi io che ti s'apprende, detta sposa mia caente, forse su chi io che ti s'apprende, detta sposa mia caente.
Carlos, senza nella mamma, io che già adesso mi ne saprò. Ave Carlos, senza nella mamma, io che già adesso mi ne